Davide credo che sia orgoglioso di quello che i suoi amici, i suoi compagni di squadra, tutta la città ha dato e sta dando in questo momento per lui e per quello che lui rappresenta, per quello che lui come persona ci insegna a tutti, con la sua forza e il suo coraggio. Davide nella mia vita mi ha sempre insegnato, mi ha sempre aiutato a crescere. Lo ha fatto quando ero ragazzino, l'ho fatto quando giocavo con lui e anche adesso mi ha aiutato a diventare uomo, perché mi ha aiutato a fare dei passi che diversamente non avrei fatto. Quindi grazie a Davide. Davide è una persona molto forte, è molto più forte di chi fa il bullo per strada, perché lotta contro un gigante invisibile e quello è la cosa più brutta. Tu puoi lottare ma non sai quello che devi fare, però reagisci lo stesso. Questo è il mio modo di pensare e lui è veramente forte. Grande Davide! Devo dire che è stato veramente bello tutto quello che abbiamo organizzato. Abbiamo regalato una gioia a Davide, però devo dire che lui ci ha regalato una cosa ancora più grande, che è la sua forza e il suo coraggio. Forza di cui forse questa città ha bisogno, perché quello che noto ogni volta che torno con dispiacere è una rassegnazione che non mi piace, e quindi forse il messaggio più grande che ci dà Davide e che dà a tutti i cittadini è di non rassegnarsi, e secondo me questa città un po' rassegnata lo è, e quindi forse quello che dobbiamo prendere da Davide è proprio questo.
siamo veramente grati a chi insomma è stato presente e ci ha seguito in tutta questa organizzazione e manifestazione. Sono 1000 grazie per tutti, cittadini che sono venuti al campo e non. E non vuol dire non cittadini, nel senso coloro che vengono da fuori. Era questo? Vuoi chiudere come si fa adesso con le trasmissioni di cucina? Vuoi dare una ricetta di un piatto che con un... No, non sono brava in cucina. Amico, è troppo forte. Sei veramente un esempio per tutti noi qua. Vedi, siamo tutti qua, siamo solo per te, perché te lo meriti, perché sei forte. Forte veramente, senti come qua cambio, ne parlo, sei forte.